È bastato un servizio della CNN con le immagini di Sambuca di Sicilia, borgo più bello d'Italia, nel 2016 per far scoppiare la febbre delle case in vendita ad €1. Oltre 40.000 mail con richieste di informazioni nel giro di poche ore, il centralino del comune intasato dalle telefonate provenienti da tutto il mondo, in particolare dagli Stati Uniti ed arabi, pronti ad acquistare in blocco tutte le case. Il sindaco Leo Ciaccio ha costituito una task force formata da un gruppo di dipendenti comunali per rispondere alle migliaia di richieste giunte da tutto il mondo. Vogliamo fornire tutte le informazioni necessarie, ha detto il sindaco, ed invitare queste persone a visitare Sambuca per rendersi conto della bellezza del nostro borgo che vogliamo valorizzare con questa iniziativa. Già alcuni anni fa una comunità formata da svizzeri, tedeschi, francesi, inglesi avevano fatto la stessa cosa acquistando le case e ristrutturando alcuni immobili tra i vicoli del centro storico. Adesso l'iniziativa si è ingigantita fuori dai confini dell'Europa. Ho appena ricevuto una telefonata da Dubai da parte di un gruppo di investitori arabi che si dicono disposti ad acquistare tutte le case in vendita, spiega il vice sindaco e assessore alla cultura Giuseppe Cacioppo, che sta coordinando il progetto delle case a €1. L'iniziativa, lanciata la prima volta nel 2010 a Salemi dal critico d'arte e sindaco della città trapanese Vittorio Sgarbi, è stata successivamente adottata anche da altri comuni siciliani. Ma al contrario di altri comuni, il nostro comune possiede tutte le case che sono messe in vendita, non siamo intermediari tra vecchi e nuovi proprietari, tu vuoi una casa e noi te la diamo. Le condizioni che i proprietari devono rispettare sono: bisogna versare un deposito cauzionale di €5.000 e impegnarsi a ristrutturare le dimore per i lavori, il cui costo dovrà partire dai €15.000. Una volta completati i lavori, il deposito sarà restituito. Intanto, in attesa dei primi rogiti, la task force del comune sta cominciando a rispondere alle migliaia di richieste, invitando gli interessati a visitare direttamente sul posto il borgo e le sue case messe a disposizione ad €1.